Presidente, dal vostro punto di vista l'utilizzo della moneta elettronica? Beh, innanzitutto lo studio è uno studio ambizioso, vuole far comprendere ai consumatori ma agli operatori che la moneta elettronica ha dei vantaggi incredibili. Alcuni magari contesteranno, diranno solo per le banche, no, non è così, soprattutto per i consumatori, per la legalità. Ecco, il punto che a noi interessa molto è ragionare sulla legalità. La moneta elettronica potrebbe essere lo strumento che elimina molto del malaffare che c'è in questo paese e in più il cittadino, il consumatore, ha più chiarezza nel momento in cui acquista dei prodotti, sa che acquista dei prodotti e che quei denari che lui fa circuitare vanno sì al commerciante ma a una filiera pulita. Ecco, questo è il concetto di fondo. Si elimina camorra, si elimina mafia, si elimina una serie di rapine, che purtroppo l'Italia è il paese dove si effettuano più rapine di tutta Europa, grazie proprio al numero di contante che circola. Poi il costo del contante e non trascurare per ultimo il fatto che il contante trasmette anche delle malattie, anche questa è una cosa. E cosa costa stampare e produrre moneta? Ecco, quindi costa cifre incredibili, vanno eliminate, però d'altra parte bisogna anche avere la collaborazione del governo che lo comprenda, perché sono miliardi a fine anno che poi i cittadini pagano perché attraverso il contante si evade e quindi il governo ha meno entrate, ma poi anche il fatto che il contante produce un'infinità di costi al contrario di quello che si pensa proprio per la gestione del contante. Ecco, sono tutte cose che con le banche bisogna collaborare. L'Unione Europea a fine anno 2015 dà delle direttive chiare sul costo della transazione, ecco, le banche su questo dovranno collaborare e nel momento in cui in Italia facessimo un secondo di un'immaginazione incredibile e si potesse pensare che dal primo dell'anno si usasse solo la moneta elettronica, avremmo un risparmio per noi tutti cittadini quasi pari a una manovra fiscale.